is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill. Il miglior modo per vivere un territorio è entrare all'interno dello stesso, viverlo appieno e viverlo con un agriturismo, perché la concezione dell'agriturismo è proprio questa, e noi viviamo il territorio limitrofo a Verona e siamo esattamente a Fumane di Valpolicella con l'agriturismo Costa degli Ulivi, con l'architetto e titolare che ha progettato e ha realizzato un sogno che è questo, che è il signor Giorgio Boarina. Ho smesso di fare l'architetto e mi sono messo a fare l'agricoltore. Ho recuperato questa casa molto bella, era una casa colonica della metà dell'Ottocento. Sto recuperando ancora la campagna che era messa molto in disordine e stiamo tentando di fare un'azienda completa con la filiera completa. Difatti noi produciamo l'olio perché abbiamo il frantoio nostro, produciamo il vino in cantina e adesso stiamo avviando il processo di agricoltura biologica che sarà completato entro l'anno prossimo. You don't believe we're on the eve of destruction. Che cosa avete, cercato di creare dal punto di vista visivo ed estetico in questa struttura? Ma la sostanza è che abbiamo mantenuto il più possibile l'esistente senza fare mutamenti molto sensibili. Abbiamo mantenuto anche l'ampiezza delle stanze, forse le avete osservate, sono stanze come erano una volta da 6 metri per 6, 6 metri per 5 e abbiamo ricavato solo le strutture necessarie, i bagni, cioè per dare un po' di modernità alla cosa, ma nella sostanza è rimasto anche tutti i solai in legno, le strutture a vista dove è stato possibile. Abbiamo mantenuto, è stato un restauro conservativo, insomma. Ecco la signora Luciana Sboarina, titolare insieme al marito, un po' il sogno realizzato di una bellissima Certamente. famiglia che si struttura in tanti servizi. Guardi, un fine settimana da noi offre veramente tantissimo, perché specialmente se è nella bella stagione si può iniziare la giornata facendo una bellissima passeggiata, abbiamo dei percorsi segnati e quindi percorre un po' l'interno della nostra proprietà e poi può fare un tuffo in piscina, può anche fare 2 palle a tennis perché c'è un piccolo campo di tennis in tartan, una cosa abbastanza semplice. E poi naturalmente, come dicevo, può ricrearsi riposandosi sotto le ombre dei nostri ulivi, passeggiando in mezzo ai vigneti, ma può anche gustare la nostra buona cucina nel nostro ristorante, dove abbiamo solo prodotti di prima qualità e facciamo quasi tutto noi, dal pane ai dolci. Naturalmente acquistiamo la carne, ma per tutto il resto anche la verdura e molta della frutta è del nostro orto, del nostro frutteto, per cui voglio dire l'ambiente è veramente sì, in questo senso. West Virginia, Blue Ridge Mountain. Dopo aver fatto un pranzo, una cena di questo veramente così di grande ospitalità, un riposo. Un riposo ci vuole all'interno di una stanza che è molto semplice, ne abbiamo di 2 tipi, un tipo che si affaccia sul vigneto e che ha un piccolo balcone per cui consente durante la bella stagione di riposarsi anche lì, e dove c'è anche la doccia idromassaggio in alcune di queste stanze. Ha un'altra parte all'interno della parte principale dove ci sono delle stanze veramente spaziose con il doppio lavabo nel bagno, la doccia, la vasca, voglio dire, e poi soprattutto la possibilità di sentirsi come a casa. Country road, all my memories. Chiara Sboarina, la seconda generazione all'interno di Costa degli Ulivi. Che cosa arriva a produrre fondamentalmente Costa degli Ulivi? Ma i prodotti principali sono 2, il vino e l'olio. Il vino nelle sue tipicità, per cui tutti i vini della Valpolicella vengono prodotti solo con uve nostre, che da 2 anni a questa parte è prodotta con metodo biologico, per cui non vengono usati pesticidi, erbicidi, tutto naturale e senza additivi chimici soprattutto. Take me home, country road. Poi? La stessa cosa per quanto riguarda gli ulivi, anche questi vengono coltivati con metodo biologico
e siamo molto orgogliosi del nostro olio, perché anche questo viene fatto solo con le nostre olive, e da qualche anno a questa parte abbiamo un frantoio nostro, per cui l'oliva viene franta direttamente da noi, produciamo marmellate con la nostra frutta, non solo marmellate ma anche mostarde. Abbiamo il miele che non produciamo direttamente noi, ma c'è un apicoltore che ha portato le sue api nei nostri campi perché apprezza molto i nostri campi. Io dovessi chiedere che cos'è per lei Costa degli Ulivi. Adesso è la mia vita. www.costadegliolivi.com. Il legno è un materiale naturale, noi per questo vi descriviamo uno dei prodotti che dalla natura riesce ad oggi a creare intere costruzioni, interi edifici sia per il residenziale che per il pubblico, e vi conduciamo con queste immagini di fiera e dintorni all'interno della 8ª edizione della Kermesse fieristica legno ed edilizia, un percorso dedicato ad un settore verticale che è quello del legno e della sua filiera per la costruzione di intere abitazioni completamente con questo materiale che è ecosostenibile, che rispetta assolutamente quelli che sono i principi di efficienza energetica e che con queste immagini vi svela le aziende che ne hanno fatto il successo e che presentano le innovazioni di settore. Per questo seguite Fiere e dintorni con Legno Edilizia, che con la PMT SpA amplifica per voi il mondo al cubo. Con il presidente PMT SpA Adorevoli per questa 8ª edizione del Legno Edilizia, siamo qui presso l'Ente Fiera di Verona. L'importante, come dire, è capire il legno, saperlo usare, e allora il legno può essere di aiuto in tutte le situazioni, altrimenti il legno di per sé stesso non ha queste qualità. Dove arriverà Legno ed Edilizia per le prossime edizioni, essendo una biennale, quindi tra 2 anni ci sarà ancora più implementazione in questo settore? Senz'altro, perché come il settore è in crescita, in controtendenza rispetto agli altri settori dell'edilizia tradizionale che ha avuto una contrazione di più del 30%, nel caso di costruzione in legno abbiamo avuto un incremento del 20%. È ancora poco rispetto alle possibilità del costruire in legno. www.legnoedilizia.com. Presidente della Federlegno Arredo, Roberto Snaidero. Il settore delle costruzioni in legno quest'anno ed anche nel 2012 ha avuto una buona crescita, viene riscoperto il legno nella costruzione, che il legno è un materiale perenne, le dimostrazioni le abbiamo in tanti settori. E chiaramente questa manifestazione, che è una manifestazione biennale, rappresenta il meglio che c'è in questo settore merceologico. All'interno di questa kermesse dedicata al legno e all'edilizia io incontro uno dei leader, diciamo il gruppo che ad oggi a livello mondiale detiene il potere per quanto riguarda i sistemi integrati per i macchinari che fanno produzione di travi in legno e di pareti in legno, che è l'alleanza TMA, gruppo TMA, con l'ingegner Alfonso Sarti. TMA significa Timber Machine Alliance ed è un'alleanza fra 5 aziende, tutte vicentine, tutte provenienti dalla meccanica, aziende che hanno un cuore pulsante meccanico e che nel corso degli anni sono evoluti nell'elettronica e si sono evoluti nel software. E oggi queste aziende messe insieme fanno un processo che è il processo di lavorazione delle pareti XLAM, e l'alleanza produce tutto ciò che è legno massello per la casa.
Però è un'alleanza strategica. Che significa esattamente cosa? Strategica vuol dire che queste macchine prese singolarmente fanno ognuno una funzione, ma devono fare messi insieme un processo. La strategia sta nel fatto che questa macchina deve colloquiare con l'altra macchina e via dicendo fino in fondo, quindi dalla materia prima al prodotto finito. Non solo passaggi meccanici del pezzo, ma anche gestione software del sistema, dall'ufficio, l'operatore, il titolare dell'azienda in grado di gestire tutto il processo. La prima macchina in termini di processo è la Spanevello e poi c'è la Sormec in termini di pressatura del legno e poi c'è la Uniteam in termini di lavorazione a macchine a controllo numerico e poi c'è la Costa Levigatrici in termini di finitura delle superfici e le 4 stazioni principali sono servite dalla Dalso, che sono macchine di trasporto del pezzo e di passaggio da una macchina all'altra. Il mercato di riferimento è un mercato, direi, mondiale, perché il legno massello viene utilizzato a livello mondiale, ma direi prevalentemente in Europa del Nord, prevalentemente in Russia, per non parlare degli Stati Uniti e Canada, dove siccome parliamo di case in legno, le case in legno rappresentano il 90% del costruito. Siamo orgogliosi di dire che abbiamo in Italia 5 impianti funzionanti e con una produzione direi ad altissimo livello. Produzioni tra l'altro di 5 impianti di XLAM. XLAM che è un termine prevalentemente utilizzato in Italia. X sta per incrocio, che vuol dire tavole incrociate, incollate fra di loro a strati. In realtà in inglese si chiama CLT, Cross Laminated Timber, è più noto nel mondo. Sono le principali pareti utilizzate per la costruzione delle case. Avremo in futuro case con una qualità superiore ad un costo minore. Questo è possibile solo se noi faremo degli impianti ancora più performanti di quelli che oggi produciamo, tramite la ricerca che TMA sta facendo. TMA è altro. Abbiamo parlato di pareti e travi perché questa è la struttura della casa in legno, ma TMA si completa col produrre anche porte, finestre e mobili. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I feel like Io sono con Antonio Scofano, che è uno dei 3 ingegneri aerospaziali che hanno dato vita alla Z-Lab. Noi volevamo portare, diciamo, a livello di esperienza diretta una cosa che solitamente ci viene descritta in maniera molto complicata da non addetti al mestiere. Abbiamo riprodotto in piccolo il nostro laboratorio, diamo la possibilità di sentire con le proprie orecchie la differenza tra un sistema isolato e uno non isolato. È stato creato, appunto, qua lo vediamo alle nostre spalle, un tetto con 2 finestre da tetto, una con un'imbotte isolata e uno con un'imbotte non isolata. In questo caso vediamo che un piccolo dettaglio come la semplice imbotte di una finestra riesce a quasi annullare completamente l'isolamento di un tetto molto ben isolato. Noi ci siamo occupati della progettazione acustica degli interni del nuovo treno ad alta velocità per alcune aziende italiane. L'ingegnere Lorenzo Rappo, che ci spiegherà esattamente in che cosa consiste l'applicazione che avete presentato e che state presentando all'interno di questa kermesse fieristica. Ci siamo accorti ben presto di come effettivamente il rumore passasse moltissimo anche dalle pareti laterali, oltre che dal vetro proprio della finestra.
Abbiamo qui un imbotte tradizionale, a parità di finestra, in questo caso una classica Velux. Abbiamo semplicemente voluto mettere in risalto il caso che si ha quando si ha una posa classica, quindi di fatto viene forato il lato dove deve essere messa poi la finestra e in questa copertura viene semplicemente appoggiato con del legno a copertura di quello che è effettivamente la stratigrafia della nostra copertura. In questo caso si può percepire sia il tocco con le vibrazioni ma anche proprio con le nostre orecchie quanto rumore effettivamente proviene sia dalle pareti laterali che da tutte quelle che sono le condizioni al contorno che si creano quando si avvicinano questi diversi strati. Qui il rumore già è completamente attutito. In questo caso abbiamo voluto utilizzare una sorgente molto elevata all'esterno per poterci veramente rendere conto da dove provenisse il suono. Qui in particolare proprio ci accorgiamo che anche al tocco vibrazioni non se ne percepiscono sostanzialmente più e proprio il rumore percepito è estremamente più lieve. Questo è stato realizzato grazie a una realizzazione di questa imbotte isolata prodotta da Marco Veronesi di nome Isocornis. Questa imbotte consiste nell'applicare una cornice che viene posata prima della finestra sul nostro tetto in legno, quindi viene realizzato una foratura un po' più ampia, appoggiata poi questa cornice e successivamente la finestra. Quindi ricordiamo che la finestra è esattamente la medesima del caso precedente, come la copertura che è continua e con la stessa identica stratigrafia. A partire da una situazione di livello molto elevato, qua siamo all'esterno della nostra copertura, possiamo vedere come raggiungiamo in circa 108 decibel abbastanza stabili, questo perché utilizziamo un rumore normalizzato a tutte le frequenze. Nel caso A, quindi quello di imbotte tradizionale in giallo nello schermo, vediamo che abbiamo un livello che è all'incirca 74 decibel, 73. Quando invece scendendo nel caso di imbotte tradizionale, vediamo che siamo a valori intorno a 64-65. Vedete che in media non meno di 6 decibel di differenza, ma arriviamo anche a 10 e più. Dove arriverà Z-Lab per quanto riguarda i progetti futuri e le ambizioni? Il nostro sogno è portare queste nostre conoscenze, diciamo l'ingegneria italiana anche all'estero, perché ultimamente si è visto che c'era questa moda un po' di far venire questi specialisti dall'estero. Noi vorremmo andare anche lì un po' in controtendenza, già siamo in controtendenza perché cresciamo in un periodo un po' particolare, però vorremmo andare all'estero cominciando con una sede a Londra e poi diciamo il massimo per noi sarebbe andare anche in Brasile, dove alcuni clienti nostri anche nel settore aeronautico sono già. Verona siamo a Cerea, in via Pisa numero 5, però tutte le informazioni anche per le altre sedi sono sul sito, quindi che è esattamente? www.zlab.it.
in questa grande casa in legno fatta per la regione Trentino. C'è un po' un denominatore comune, oserei dire, che è Arca, con la sua coordinatrice che è Monica Carotta. Arca, Architettura Comfort Ambiente, è il primo sistema di certificazione degli edifici in legno di qualità. Nasce proprio per favorire l'edilizia, questo settore, l'edilizia in legno di qualità, quindi per dare una risposta concreta al cliente, al committente finale che vuole avere un edificio nel quale vivere bene, serenamente, con comfort, rispettando la salubrità dell'ambiente, la salubrità degli ambienti in cui vive, quindi la sostenibilità, e comunque avere una casa con efficienza energetica, efficienza acustica, resistenza al sisma, al fuoco e tanti parametri che in qualche modo lo fanno dormire sonni tranquilli. Arca certifica dei livelli prestazionali, quindi non impone di utilizzare determinate tecniche costruttive piuttosto che determinati prodotti, ma va a verificare quelle che sono le prestazioni, quindi poi dando un certificato che garantisce la qualità dell'edificio secondo poi vari livelli. Andiamo dal minimo che è il green al massimo che è il platinum. Certificatevi volontariamente con Arca perché? Perché vi fa dormire sonni tranquilli. www.arcacert.com. Claudio Segna, titolare della Segna Legnami. Il nostro prodotto principale sono i segati, travi uso Fiume, uso Trieste, e abbiamo messo dei nuovi macchinari molto tecnologicamente avanzati. Questo ci consente di produrre in maniera veloce un prodotto certificato, bello e certificato. Lei dovesse dire scegliete Segna Legnami perché? Perché facciamo un prodotto ecosostenibile e economico e bello, perché il legno è caldo, è vivo, ci dà soddisfazioni, ce l'abbiamo nel cuore. www.segnalegnami.it. Il brand è il marchio Loghaus con Alessandro Bozzola, che è il responsabile commerciale e marketing. Una edilizia privata e residenziale ma anche pubblica fatta in legno si può fare? Sì, si può fare con standard elevati. Ovviamente noi siamo partner fondatori del sistema Arca e della certificazione Arca, quindi un'edilizia di qualità in legno che si rivolge al cliente tanto privato quanto pubblico per realizzazioni tanto piccole quanto grandi. Noi facciamo dalla villetta da 100 metri quadri fino all'auditorium dell'Aquila che vedete qui alle nostre spalle, e abbiamo fatto interventi di social housing, quindi edifici a 3 piani con 24 appartamenti, quindi parliamo di ampie realizzazioni, il tutto ovviamente tutto certificato, tutto con prodotti certificati. Alta attenzione alla qualità, che è il nostro marchio di fabbrica, ma è un po' tutto il marchio di fabbrica del sistema trentino. www.loghaus.it. Incontriamo la Tecnoduo, azienda produttrice di porte in maniera artigianale, con la titolare Sabrina Kettmeier. Noi produciamo porte di alta qualità. Le nostre porte vengono selezionate una ad una con prodotti di ottima qualità, dal legno alle vernici, alle colle. Ci teniamo tantissimo a creare dei nuovi modelli, ad avere sempre la porta di altissima generazione con acciai, con inserti in alluminio, con incisioni, la linea pantografata. Wrap it up and keep it there. The observation I'm doing cold easily be understood. Incontriamo la falegnameria che è Alpilegno con Francesco Tonelli, direttore commerciale. I nostri prodotti sono tutti prodotti certificati per Casa Clima, adesso ci stiamo certificando anche con Arca
e il nostro punto di forza è quello che vogliamo, il messaggio che vogliamo dare al cliente è quello che noi riusciamo a fornire e fare un prodotto fatto su misura per voi, cioè un prodotto con varie colorazioni, varie essenze, varie finiture, e riusciamo a fare anche un servizio di, come possiamo vedere, di scale interne, porte interne, sempre richiamando sempre il serramento. www.alpilegno.com. Emanuele Prada lo incontriamo all'interno della Sema Experience, che un po' rappresenta questa esperienza fatta dalla Sema Italia, un'azienda produttrice di software per il settore edilizia in legno e non solo. La ditta ha quasi 30 anni, insomma, sviluppa esclusivamente questo tipo di prodotto, è nato proprio dall'esigenza del carpentiere per la richiesta di disegni di taglio e si è sviluppata su questo, quindi 30 anni di esperienza, un programma molto elastico, flessibile e adatto proprio a tutte le aziende per un utilizzo proprio anche semplice. Potete trovare su www.sema-soft.com e lì avete tutte le indicazioni su tutte le aziende che ci sono in Italia, ma non solo, perché lavoriamo in tutto il mondo. Incontriamo un'azienda che è la Ciara Legnami con Rolando Zanetti, responsabile tecnico, un'azienda che si è evoluta in questo settore, ma nasce esattamente come da una grande esperienza. Nasce come segheria ancora parecchi decenni fa, poi strada facendo si è evoluta e partendo da quello che era proprio il lavoro di segagione eccetera siamo arrivati a tutto quello che è le strutture in legno e anche case in legno. Noi siamo promotori per quel che riguarda il legno massiccio di abete e larice come essenze, ma non c'è nessun problema a lavorare anche altri materiali come l'abete, lamellare, larice e tutti connessi anche da questo punto di vista. Matteo Castelletti, responsabile tecnico e commerciale della Ciara Legnami. Allora, adesso si sta puntando molto, come diciamo prodotto degli ultimi anni, parliamo degli anni 2000, è proprio la prefabbricazione. Prefabbricazione vuol dire fare pareti e strutture portanti in legno, ovvero case in legno. Cioè questo per dare un servizio anche al cliente finale di un'abitazione confortevole, che sia molto pratica, studiata nei minimi dettagli a progetto e nello stesso tempo abbia i requisiti climatici di isolazione acustica termica che le case tradizionali difficilmente riescono a raggiungere. Il nostro sito è www.ciaralegnami.it. Marino Fanti Legnami, con un claim che dice ideiamo, progettiamo, creiamo il tuo sogno esattamente in legno. La nostra azienda è partita dal 1956 e tuttora siamo partiti dal taglio del legname nel bosco, delle piante in piedi del Trentino Alto Adige, e tutt'oggi lavoriamo solo il materiale trentino. Nella nostra produzione abbiamo la certificazione dal taglio alla fornitura e posa della casa finita a chiave in mano, chiudendo un ciclo completo che è quello del legno. Noi possiamo offrire una filiera completa partendo dal tronco arrivando alla casa finita, dà al cliente una sicurezza che la nostra concorrenza non può dare. Il nostro sito web è www.fantigroup.it. Silvestri Legnami con il titolare Franco Silvestri. Quali sono le caratteristiche del prodotto housing ecologico e sostenibile fatto in legno da Silvestri? Naturalmente il legno, la struttura in legno, la velocità nel costruire, la pulizia anche del cantiere
e anche un fattore molto molto importante, minor rischi, perché più prefabbricazione abbiamo, minor rischi di infortuni abbiamo sul cantiere, e la specializzazione, perché abbiamo bisogno di personale specializzato che ti dà garanzia anche del lavoro finito. Scegliete Silvestri Legnami perché? Ma per l'esperienza soprattutto. www.silvestrifranco.it. Quando si parla di legno e di falegnameria si parla anche di Crosina Mario EC, un'azienda trentina che tra l'altro da più generazioni cura la lavorazione del legno con Paolo Crosina. Io vorrei capire quali sono i fattori di successo della Crosina. Noi lavoriamo esclusivamente a legno trentino certificato PFC e ci stiamo specializzando sull'arredo per l'esterno, completamento di abitazioni e anche per parchi e giardini pubblici naturalmente. E abbiamo deciso di differenziarci un po' dagli altri, appunto per provare a trovare una nuova strada e riavvivare un po' il mercato, perché effettivamente è un po' duro. Crosina Mario EC è la novità. Crosina, l'arredo nel verde, abbiamo l'arredo verde. www.crosina.it. Nel Trentino da 3 generazioni c'è l'azienda Dolomite Bulk con Andrea De Cristina, che è la terza generazione. Dolomite Bulk è un'azienda artigianale, perciò noi seguiamo tanto il cliente, la progettazione, arriviamo a fare il lavoro finito. Quindi direi il legno al centro e anche il cliente. Io penso che tra tanta improvvisazione forse il mercato esige appunto delle nicchie dove c'è gente qualificata, e su queste nicchie noi cerchiamo di entrare e proporci, insomma. Noi siamo specializzati sulle finiture esterne, sulle scale interne, però ecco, seguendo particolarmente il cliente nelle sue esigenze, insomma. Dolomitenbalk.it. Alpen Legnami con Marco Bancari, che è il titolare dell'azienda. L'Alpen Legnami nasce nei primi anni 70 come commercio in grosso legnami, si sviluppa poi più recentemente come produzione nel lamellare bilama in larice. Siamo specializzati nell'arice. Cosa l'Alpen Legnami riesce a dare? Principalmente il servizio, misure, spessori, lunghezze, qualità che richiede il cliente. Noi siamo piccoli, quindi cerchiamo di adattarci il più possibile all'andamento del mercato. Si chiama Du-Block ed è un brevetto che presenta l'azienda Bertagnoli all'interno di questo quadro espositivo con Federico Bertagnoli. Du-Block è un sistema costruttivo in legno. La novità è l'assenza di colle e di ferramenta. Du-Block sostanzialmente è una parete di legno composta da tavole verticali di spessore variabile che può variare dai 4 ai 5 ai 6 cm. Queste tavole sono fresate a coda di rondine, sono attraversate perpendicolarmente da dei travetti, anch'essi fresati. All'interno di questi travetti, di queste nervature, c'è commissionato l'isolante, la fibra di legno. www.bertagnolilegnami.it.
Ecco, stacchiamo un po' dall'argomento legno, siamo sempre all'interno di questo stand enorme che rappresenta il Trentino. Incontriamo un'azienda che invece del legno ha come core business l'acciaio inox, che è la Incofil, Esatto. con il signor Massignan. Quali Esatto. sono i vostri prodotti più rappresentativi? Ma diciamo, noi qua ci siamo presentati a questa fiera con l'acciaio inox inteso come fune, montanti e rete. Le applicazioni sono molteplici, vanno dall'uso diciamo, domestico in casa per parapetti a uso di protezione civile, come si può vedere qui in alberghi o ambienti pubblici. La caratteristica essenziale dell'acciaio inox è che è un prodotto che non bisogna poi più manutentare nel tempo, in quanto non risente delle aggressioni degli agenti atmosferici. Abbiamo il nostro sito che è il www.incofil.com. Franco Paterno, titolare della XLAM Dolomiti. Per quanto riguarda XLAM, noi ci auguriamo che abbia tutto questo successo che ha acclamato. Da un punto di vista pratico sono tavole incollate a strati incrociati, le quali appunto hanno la funzione di costituire un grande pannello, il quale viene poi ritagliato con i fori per le porte e le finestre e diventa un elemento monolite per quanto riguarda la composizione di una parete di una casa. La nostra produzione in sostanza è fatta nella misura massime di 3,50 metri x 13,50. Per quanto riguarda gli spessori partiamo dal 51 mm di spessore e arriviamo fino a 2,97. Facendo vari strati, partiamo quindi dai 3 strati e arriviamo fino a 9 strati. Scegliete XLAM Dolomiti perché? Perché naturalmente siamo un'azienda italiana, dobbiamo crescere e vediamo di investire in Italia, creare posti di lavoro in questo paese che ne ha tanto bisogno, quindi investiamo in Italia e spendiamo in Italia e non andiamo a portare risorse all'estero. Yeah. www.xlandolomiti.it. Il Case in Legno con Andrea Zanchetta dice che una casa non va fatta in cemento ma va fatta in legno perché? Ma per svariati motivi, innanzitutto per la qualità dell'abitare, un migliore comfort abitativo, quindi spazi più salubri, una velocità di realizzazione dell'edificio, quindi tempi molto più rapidi, sia nella fase di progettazione e produzione degli elementi, sia poi nella fase di cantiere. Altri motivi, un prezzo certo, dal preventivo iniziale alla realizzazione, un maggiore risparmio nel tempo anche, che va considerato perché ha un risparmio energetico e di risorse. Il dal suo canto mette in campo un'esperienza sessantennale di utilizzo del legno, quindi sicuramente questo è un valore aggiunto che va al di là del costo dell'edificio e della struttura. Una casa in legno di Il Case in Legno è per sempre? Sicuramente. Il sito è www.illecaseinlegno.it. Legnocase.com, che è il sito che la rappresenta, con Cristian Bonomini. Abbiamo fatto insieme all'Università di Trento delle prove sismiche su strutture a grandezza naturale, 3 piani, sia nel laboratorio di Pavia 2 anni fa che ripetute l'anno scorso a Lisbona su piattaforma vibrante che riproducevano un terremoto al 9 grado della scala Richter, e abbiamo provato e testato le nostre costruzioni. Il risultato è stato ottimo, è stato ottimo. Caratteristiche di successo delle case in legno di Legno Case? Che sono case antisismiche.
E con questa kermesse legno ed edilizia si conclude questa puntata di Fiere e Dintorni. Abbiamo scoperto quelle che sono le innovazioni di processo e di prodotto, che in questo caso è il legno, prodotto estremamente naturale, che ci conducono a scegliere un edificio in legno o comunque a utilizzare il legno per una maggiore efficienza, per una maggiore efficacia che faccia stare meglio il nostro corpo in una vita quotidiana. E con questa che è l'immagine della kermesse concludiamo. Sono stati 13.000 metri quadri occupati, davvero tantissime le presenze, oltre 10 paesi impegnati in questo percorso che ci ha fornito grandissimi suggerimenti. Ringraziamo la PMT SPA, organizzatrice della manifestazione. Da Fiere Verona è tutto, vi diciamo soltanto: viviate meglio, viviate in modo ecosostenibile con tanto legno dell'edilizia, perché così risparmierete e soprattutto amplificherete il vostro mondo al cubo.